Buonasera, sono Davide Mingazzo di Canale 5. Oggi con la troupe ci troviamo a Napoli, precisamente a Forcella, dove si respira aria pura. A Forcella abita lo sposo, che si chiama Gennaro Prospero. Poi andremo anche ai quartieri spagnoli, dove abita Annarella Piedipiatti, la nostra sposa di oggi. Signora, buongiorno. Signora, lei è la mamma di Gennaro? Sì, son io, mamma Gennarina. Io sono Davide Mingazzo di Canale 5. Maronna mia, ora studio che esce in da televisione, quando siete belli, e che facite qua? Signora, io sono venuto per assistere al matrimonio di suo figlio Gennaro. E solo questo ci mancava, trasite, pigliatevi una pastarella, un bicchierino di vermouth. Ah, qui si mangia e vai, va. Giovino, io ci ho ritto una pastarella, un po' che vermouth, ma voi vi state mangiando tutte cose, che va da scipellucci. Che dite? Venate fa saluto, stu morte fame. Dunque, veniamo a noi. Che resto cosa binocolo? No, è la telecamera. Ah, pure ne tengo due. Ma di che cosa? A cameriere e a cameriere pranzo. No, telecamera, signora. Io faccio ambressa che mangia fosciambo che volete. È contenta che si sposa a suo figlio Gennaro? Contentissima, da passare un guaio che ricchi. Ma ci fatte riebbe per sposare Gennarino o qualunque mio. Ma venne che la fresca e ci leva sotto. Ma che dite, signora? Ci leva sotto. Non penso gli potrà servire. Avete ragione. E suo marito dov'è? O sacce soli a destra, o gli anni. Dove? Là, vicino alla fotografia. Erano bravo, ma tu, a da passare hai morte buone. Signora, ma non ha detto che era un brav'uomo? Sì, a da sta nascere che soriavala. Come morì suo marito? Come morì, con l'occhio chiuso e con la bocca aperta. Dicevo, di malattia o di disgrazia? A marito me le piaceva pallone. Ah, Noi urn e ta fa una parte delle pallone che compagni. Può sapere un cavace storto là. dove là? Proprio là. E Ah. tender e non sai più. Che attività faceva suo marito? Era valete in civile. Teneva a pensione 600.000 lire ogni 2 mesi e campava con 300.000 lire al mese. Quando era bellino, quando aveva a raccogliere, non ci voleva mai. Perché non voleva andare, signora? Aveva ragione. Niente di meno che rinda a posto aveva aspettato 3 ore per 600.000 lire. Diceva sempre se avesse a tornare in mano e che ci essi più. Tutto sto tempo che ha dentro per 600.000 lire. E Gennaro, lo sposo, dov'è? Stare in do bagno, si sta lavando la ieri sera. Ecco, un piezzo e stock. Chi la ieri sera mo? Ma ha consumato già 10 fustini ed asce. Mamma! Oh, il logo sta scena è fatta, mamma. Vieni a casa, sto signore che esce in da televisione, che le piace a me. Ciao Gennaro, come va? Come va? Tutto ok. Sei contento che ti sposi? Tutto ok. Lavori? Tutto ok. Che lavoro fai? Tutto ok. Ma che significa tutto ok, tutto ok? Un magazzino a due fatichi si chiama Tutto ok. E che cos'è? È un magazzino all'ingrosso e vestiti di seconda mano. Ah, cioè usati? E seconda mano capisci a me, roba rubata. Io accatto di prima mano. E quando vengo per seconda mano, aum. Ah, ho capito, roba rubata. Bravo. Beh, parliamo un po' del matrimonio. Dove hai conosciuto Annarella, la tua dolce sposa? Veramente mi vergogno lo dire, E perché ti vergogni? Volete sapere? E mo vuol dire. Io la conoscette in Coppa Pavese. E beh, che vergogna c'è di dirlo? E va buono, precisamente in do bagno da Pavese. E stava da sentire in do bagno l'uomo. E essa sceva proprio là. Dal bagno degli uomini? Proprio da lì. Hai capito troppo buono. Ah. Appena mi vedete, mi facete l'occhiolino e io subito tutto ok. Sentite, ma mo io da casa la sposa. Sì, vado subito dalla sposa.
E allora ci cita così, che stasera tutto ok, tutto ok. Ok, tutto ok, tutto ok. Con voi no, questo tutto ok, tutto ok. Adesso ci troviamo dalla sposa. Buongiorno, lei è la sposa? E chi è? Papà, forge sto mammo. Si calmi, io sono Davide Mincazzo di Canale 5. Sono stato già da Gennaro, il tuo sposo. E che va dite? Che stasera tutto ok, tutto ok. Meno male, meno male. Sei contenta che ti sposi? Ya, Da quando conosci Gennaro? di mano fanno 3 mesi, ma io sono già in 4 mesi. Saluto. Perché già veniva? No, scusi. Senti, quanti anni hai? Precisamente 35 e 34, ma fra 2 anni faccio 33 anni. Che fai nella vita? A cantante. Giusto. Adesso ci canti anche una canzone. No, io con voi non posso cantare, ma anche se mi date un miliardo, ma canto solo che carabinieri. Non ho capito. Io ma canto solo che carabinieri. Secondo me, chi sta in un matrimonio sbagliato. E perché? Ma come? Gennaro e Rob e tu da canta. E che volete fare? Come si dice? A uscire zappare in giro. E scema s'apparano in terra. Gennaro Prospero, sei in arresto? E perché? L'Annarella, la tua fidanzata, fa la cantante? No, non canta. Invece sì che canta. Come fa cantante? E che ha cantato? Ha cantato 2 canzoni su di te, sei in arresto.